È lunedì, buona giornata, ben trovati, eccoci all'appuntamento con una nuova settimana, fatta naturalmente dei nostri racconti, delle nostre interviste, dei nostri servizi per quanto riguarda il mondo dello sport. venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv, potete vederci e ritrovare tutti i nostri servizi in modalità on demand ogni giorno, mentre ogni giorno sul digitale terrestre, canale 95, Veneto e Friuli Venezia Giulia, per l'emittente del Nord Italia, Caffè TV 24, ogni sera in onda alle 19:40, 19:45 circa, in seconda serata nella parte appunto di programmazione dell'emittente e poi primissima parte della mattinata il giorno dopo nella prima replica. È iniziata la stagione mondiale dello sci a Levi in Finlandia. Ha vinto il norvegese Kristoffersen, per l'Italia 10° posto di Mölg e 12° posto di Vinazzer. Nel tennis, Coppa Davis vinta dalla Spagna, eccoli qui che in finale hanno battuto il Canada per 2-0. Nella Davis del 2020 intanto sono stati già sorteggiati gli accoppiamenti, l'Italia affronterà la Corea, è stato un buon sorteggio, almeno così si dice, per l'Italia si giocherà in casa contro, dicevo, la Corea del Sud. Andiamo a parlare di basket in Serie A, basket maschile. Il campionato ha regalato la prima vittoria in trasferta alla TVB De Longhi Treviso, che ha espugnato il campo della Virtus Roma per 81-69. Gran bella partita. Andiamo a sentire Max Benetti nelle immagini e nell'intervista fornitaci dalla società ai nostri microfoni al termine della gara. Beh, naturalmente siamo molto soddisfatti, abbiamo fatto anche, nonostante l'assenza di Cook, una partita molto solida, abbiamo fatto ottime cose, siamo stati soprattutto anche bravi nei momenti in cui la Virtus in tanti momenti della partita ha riprovato a rifarsi sotto. Credo che abbiamo l'idea che siamo una squadra che sta provando a continuare a crescere e che abbia ancora comunque margini di miglioramento. Per noi però sono 2 punti veramente d'oro, fuori casa era la prima trasferta che vinciamo, quindi si vedrà anche quel pizzico in più di consapevolezza e fiducia per quello che riguarda il nostro futuro. Tecnicamente credo che abbiamo avuto molta attenzione in tutte le parti della partita, abbiamo solo fatto alcune volte in attacco nel momento in cui Roma ha aumentato l'aggressività, ci siamo un po' fermati, questo sicuramente la capacità di giocare sotto pressione è una cosa che dobbiamo migliorare, ma non abbiamo mollato niente. Quindi il fatto di aver tenuto Roma in casa propria a 69 punti è assolutamente, credo, la chiave di questa partita. Siamo soddisfatti. Questo era Max Benetti, subito dopo aver vinto questa prima in trasferta, si cercava la prima vittoria tra l'altro in trasferta, appunto la formazione della TVB, e ce l'ha fatta contro un ex, contro Bucchi, che sentiremo domani ai nostri microfoni. Per quanto riguarda domenica prossima, la formazione di Max Benetti sarà a Trieste. Una gara difficilissima e molto insidiosa, si giocherà alle 17, poi per quanto riguarda le Venete, Venezia contro Pistoia a Pistoia, un Venezia che continua a perdere in campionato. In A1 femminile, classifica lunga nella parte alta della classifica, scusate la ripetizione, Ragusa, Venezia, San Martino di Lupari e Schio sono a pari punti in testa. Passiamo al volley con la Superlega maschile di volley per quanto riguarda Padova. Padova batte Latina 3-1, mentre Verona cede in casa per 3-0 contro Monza. Civitanova sempre al comando con 26 punti e mercoledì, dopodomani, si ritorna in campo con Ravenna-Verona, mentre giovedì Piacenza-Padova. La 1 femminile e di conseguenza l'Imoco Volley Conegliano che vince alla grandissima in casa contro Scandicci per 3-0. Se qualcuno aveva dei problemi o se qualcuno aveva dei dubbi sulla formazione di Daniele Santarelli, devo dire che con questa nettissima vittoria contro Scandicci, non ci saranno più questi dubbi. Rimane saldamente in testa la classifica a 26 punti, insegue Busto, che è un po' una sorpresa, a 19. Per quanto riguarda la Cina, tra poco venerdì si parte perché il 3 dicembre inizia il mondiale appunto in Cina per l'Imoco. L'altra squadra coneglianese è il Team Spes Conegliano che ha vinto 3-0 in casa alla Zoppa Sarena contro Vigonza Volley, rimanendo in testa alla classifica del campionato di Serie C, le ragazze di Martinez.
Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza a Portoviro è arrivata un'altra sconfitta, 3-0 dal Portoviro. Non c'è stata possibilità di rimediare a questa brutta gara, brutta partita appunto completata dalla sconfitta per 3-0 del pallavolo Motta di Livenza. E adesso il rugby, perché i Leoni del Benetton a Monigo sabato pomeriggio alle 14, inizio gara, hanno perduto di misura contro il Newhampton per 35-32, dopo che la partita era ferma sul 32-32 e entrambe le squadre stavano un po' guardando quello che succedeva. Poi c'è stato un errore in zona d'attacco con conseguente del Benetton, con conseguente piazzato per il Northampton, messo tra i pali, e 35-32 vittoria finale. Una gara molto intensa e molto bella, tra l'altro, perché si è decisa con un piazzato alla fine e si è decisa anche, o meglio è indirizzata anche in queste ore sulle dichiarazioni piuttosto pesanti e dure di Amerino Zatta, il presidente del Benetton, che dice: beh, se è così ragazzi, attenzione, 3.000 persone a Monigo con una folta rappresentanza di inglesi mi hanno deluso parecchio, sono disposto a portare in tournée, chiamiamola così, a far girare il Benetton, qualsiasi società o qualsiasi stadio chieda se può giocare la Benetton, potrebbe essere così anche fuori dal Veneto. Sarebbe una cosa abbastanza veramente particolare per la trevigianità, in questo caso, che è sempre stata un emblema per i Leoni. Andiamo a sentire per la nostra intervista Allan subito dopo la gara. Sì, siamo molto delusi, specialmente dalla fine della partita. Ci sono state un po' di azioni un po' dubbie, diciamo, prima del calcio di punizione. Non possiamo farci niente noi di questa roba qua, però sì, il primo tempo è andato bene, il secondo tempo dopo quel giallo ci siamo stati un pochino, magari avevamo, no paura, abbiamo avuto un po' di shock. Secondo Northampton ha giocato bene quei 10 minuti del giallo, hanno attaccato molto bene. E sì, è andata così. Poi alla fine pensavamo veramente di potercela portare a casa la partita. Va così, adesso ce la riguarderemo di sicuro e vedere cosa possiamo migliorare come squadra, anche come giocatori, come individui, magari per vincere questa partita qui stavolta, invece che perderla. Avete giocato molto bene, ma si può ancora migliorare. Certo, sì, magari c'era un paio di errori in difesa, un po' di disciplina. Adesso è un po' difficile dire così uscendo dalla partita, adesso devo un po' rivedermela per capire cosa possiamo veramente migliorare, però sì, sicuramente possiamo migliorare la nostra prestazione. La domanda te la devo fare, c'è sempre questa sensazione che qualche arbitro abbia un po' di timore e reverenza nei confronti di certe squadre avversarie? Sì, certo, no, secondo me può essere, non so, potrebbe essere, gli arbitri magari pensano, strano che la Benetton è in vantaggio, cosa sta succedendo? Noi stiamo lavorando veramente duro per arrivare a vincere queste partite, da lunedì fino a sabato siamo lì a mettere l'impegno, il sacrificio e perdere per queste piccole decisioni, queste piccole situazioni fa veramente male. E Allan termina questo suo intervento in conferenza stampa alla domanda del collega della Tribuna di Treviso Silvano Focarelli se può essere che, come avete sentito, che gli arbitri, insomma questo scozzese abbia un pochino pilotato e diramato, insomma cose un po' così. Beh, Allan dice può anche essere, insomma, quindi questa è la situazione. Dalla regia mi dicono che ho detto che il Venezia prima per quanto riguarda il basket aveva perso, insomma, mi correggo, ha vinto contro Trento al termine anche di una buona gara per la formazione di Venezia.
Serie A per il calcio, Juventus al comando, 35 punti nel campionato dopo la vittoria con l'Atalanta per 3-1. Pareggio del Milan con il Napoli per 1-1. A Torino è passato l'Inter per 3-0. Bologna-Parma 2-2. Verona-Fiorentina 1-0 per il Verona con fischi a Montella e contestazione per il tecnico. Roma batte Brescia 3-0. Sassuolo che perde in casa dalla Lazio di Simone Inzaghi per 2-1. Sampdoria batte Udinese 2-1 con la formazione dell'Udinese guidata in panchina dal trevigiano Luca Gotti, che non riesce a agguantare la Samp di Ranieri sul pareggio, perde 2-1. Lecce-Cagliari si gioca oggi, mentre in serata Spal-Genoa. Nella Serie B diamo un'occhiata alle Venete, perché le Venete e le Friulane stanno disputando un buon campionato, soprattutto il Pordenone che si trova lì al terzo posto in classifica. Pordenone che ha battuto nettamente il Perugia per 3-0, l'Empoli ha pareggiato in casa contro il Venezia per 1-1, pareggio anche per il Cittadella contro il Pisa 1-1, mentre questa sera in campo Chievo-Verona contro Entella. Nella Serie B femminile Permac Vittorio Veneto ha giocato al Barison ieri contro Ravenna, il pareggio per le ragazze di Bortoluzzi 1-1. Domenica prossima campionato fermo nuovamente e spazio alla Coppa Italia, e per le ragazze di Bortoluzzi nuovamente incontro con Ravenna. Serie C, girone B, siamo nel maschile ancora, Lanerossi Vicenza batte Fano 2-1, Padova capolista batte Rimini 1-0, Triestina batte Südtirol 1-0, Virtus Verona 1, Carpi 2 e poi la vittoria del Vispesaro contro l'Arzignano per 2-1. Il campionato riprenderà sabato 30 con Arzignano Virtus Verona che si giocherà in notturna alle 20:45, poi domenica 1 dicembre Carpi Triestina, Gubbio Padova, Südtirol Lanerossi Vicenza, e in Coppa, a proposito, il 27 novembre, turno infrasettimanale, giocheranno Lanerossi Vicenza contro Triestina. La Serie D, campionati che più da vicino ci interessano regionalmente, a livello regionale appunto di Veneto. Campodarsego 34 punti, Cartigliano 31 e poi Legnago al terzo sorprendente posto a 29 punti. Mestre al quarto posto con 26 punti. Montebelluna invece, che perde in casa a quota 17, si ferma vista la sconfitta contro l'Ambrosiana per 2-0. Andiamo in eccellenza, dove nel girone A pareggia il Giorgione per 1-1 ed il Sona ne approfitta così andando in testa al girone con 27 punti. Nell'altro girone invece, quello che seguiamo noi da vicino con le nostre telecamere, il San Giorgio Sedico è in testa con 24 punti dopo la vittoria per 4-0 contro il Martellago. Il derby tra Porto Mansuè e Porto Gruaro è finito 1-1, mentre l'Eclisse Careni Pivigina vince in trasferta proprio al finire della gara per 3-2 contro il Lia Piave di Mauro Tossani. In basso la classifica riguarda purtroppo le nostre squadre trevigiane, perché ultime sono Montello e Eclisse Careni Pivigina a 8 punti, penultima appena sopra con 9 punti il Lia Piave. Promozione, nel girone D l'Opitergina è sempre capolista con 27 punti dopo la vittoria in trasferta con il Lovis Spresiano per 1-0. Il Treviso al terzo posto risale dal quarto appunto al terzo dopo la netta vittoria per 4-0 contro però, attenzione, il fanalino di coda Fossalta. Ancora sul mercato il Calcio Treviso. Passiamo alla basket in Serie A2 femminile. Il Ponzano a Crema ha ceduto 73-63 e nel prossimo weekend ci sarà l'incontro casalingo contro il Fassi Albino. Bisogna ritornare alla vittoria. Mentre per la Serie B maschile la Ruker Sambe è ritornata alla vittoria dopo la sconfitta contro Bernareggio, un Bernareggio che a Vigevano cade, e quindi Bernareggio che ha battuto la seconda e la prima della classe fino alla scorsa settimana perde con Vigevano e si fa rimontare sia dalla formazione della Ruker Sambe che da Padova, che sono in testa alla classifica. Andiamo a sentire comunque Marco Mian al termine della partita, che ha visto la vittoria contro Crema. Eccolo. Mian, l'importante era ritornare alla vittoria, anche perché questa squadra poi si è dimostrata tosta come sapevi. Questa squadra è tosta, io ho detto abbiamo un novembre difficile, nel senso, almeno sulla carta, Crema è una squadra, parlavo con l'allenatore Garelli prima, è una squadra che ha avuto problemi di infortuni,
perché Forti gli ha saltato la preparazione, il suo playmaker titolare, hanno dovuto far giocare il playmaker Fabi che non è playmaker, ha perso qualche partita, una all'overtime, ma con Vicenza alla fine, cioè questa è una bella squadra, quindi secondo me è una vittoria maiuscola questa qua, tenendo in considerazione che chiaramente noi siamo portati dietro una scimmia per una sconfitta, era la prima volta, però devo fare i complimenti ai ragazzi, è vero abbiamo fatto poco canestro, è vero tutto, però abbiamo tenuto una squadra a 57 punti, quindi faccio i complimenti perché la partita non era per niente facile sotto il punto di vista dello staff, quindi sono molto contento. Hai ragione, infatti non è stata facile per niente, loro hanno sempre giocato, il break l'avete trovato nel quarto quarto. Sì, ma queste sono anche le partite, nel senso che sarebbe troppo facile avere i Los Angeles Lakers in panchina e andare 20 punti al primo quarto e poi giocare insieme. E queste sono le partite di basket, loro hanno fatto delle difese con tanti cambi, solidi in mezzo all'area, sui cambi raddoppiavano, mani addosso, per noi non era facile, tenendo conto che non abbiamo avuto una serata balistica al tiro importante, però ripeto, faccio i complimenti per il tipo di difesa che poi abbiamo fatto. Molti se la sono presa, soprattutto la panchina di là se l'è presa con gli arbitri, ma mi pare che l'arbitraggio è stato forse, ha lasciato correre da una parte e dall'altra, cose che magari si potevano fischiare. Sì, ma non parlo mai degli arbitri, quindi fanno degli errori, fanno le cose bene, fanno errori da una parte, fanno errori dall'altra, ci sta, Garelli aveva visto la possibilità di portarla via, cioè, voleva vincerla e anch'io ogni tanto magari ti parte l'embolo e protesti e non sei lucido nel vedere se c'era fallo o no, magari non c'era, magari c'era, però ripeto, non parliamo degli arbitri perché tanto fanno il loro mestiere, come i miei giocatori fanno un sacco di, scusate il termine, puttanate, ogni tanto lo fa anche l'arbitro, quindi purtroppo lo dico anche a me stesso, molte volte non siamo lucidi in questi momenti qua per capire se c'è veramente una cosa e anche se protesti sicuramente non cambi nulla. E questi gli applausi per la Luker Sambe che se li merita. Sabato sera intanto partitissima al Palasystem di San Vendemiano, non mancate, contro Padova. Le nostre telecamere ci saranno, ma volete mettere, insomma, godere dal vivo, poi magari la partita ve la rivedete su www.venetoglobe.com. Non mancate, sarà una gara importante contro Padova perché sono le due prime della classe e potrà dire qualcosa sul futuro del campionato, chissà. A tutti voi buona serata, buona giornata.